giorno di grande nostro giorno, delle ordinazioni diaconali di questi figli, essi, fortificati dal ruolo dello Spirito Santo, si metteranno al servizio del Signore e dei fratelli, con il ministero della parola, dell'altare e della carità, addentrando vicino al tanto di Gesù Cristo, imparando il Dio Maestro a spingersi a destra e fianchi per passare a servire il fratello. Imploriamo per Dio Padre questo dono di grazia e riconoscendo umilmente i nostri peccati, chiediamo sinceramente perdono. Adesso il ministro provinciale chiama gli ordinanti e li presenta al vescovo. Fra Andremanzato Reni Aldea. Fra Rasbufuniena Jean-Pierre Nicolas. Fra Raputunirina Enrique Jeremy Giordano. Fra Rafidi Alson Mantini. Fra Randiello Milina Diarra Sandra Nishu Hermanzata. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati diaconi. Sei certo che vi siano digni. Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per nome del diaconato. Rendiamo grazie a Dio. Prima di ricevere l'ordine del diaconato, dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumere il Dio. Dovete essere consacrati al ministero della Chiesa per vivere le costruzioni divinali con il dono dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Volete esercitare il ministero del diaconato con umiltà e fede, in aiuto all'ordine sacerdotale al servizio del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Volete, come dice l'Apostolo, influire una coscienza popolare nel mistero della fede per annunciare le parole e le opere secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Sì, lo voglio. Volete che siete pronti a vivere in città? Volete, segni la vostra totale attenzione al nostro Signore, custodire per sempre questo impegno per il regno dei cieli a servizio di Dio e degli uomini? Sì, lo voglio. Dovete custodire e aiutare nel vostro stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia di Leone, secondo la vostra condizione, insieme con il popolo di Dio per tutta la Chiesa e il Dio. Sì, lo voglio. Voi che sull'altare sarete messi a contatto con il corpo e sangue di Dio, volete conformare a lui tutta la vostra vita? Sì, lo voglio di Dio, lo voglio.
diocesano da come titolo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Prometti al vescovo diocesano e al tuo titolo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Prometto al vescovo diocesano e al tuo titolo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Promette al vescovo diocesano e al titolo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Promette al vescovo diocesano e al titolo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Fratelli, preghiamo per Padre perché conceda la sua benedizione a questi suoi figli che ha voluto chiamare a nome del diaconato. Signore,
insegna ciò che hai appreso da fede, vivi ciò che insegni. La pace sia con te e con il tuo spirito. Ricevi quel Dio di Cristo, il quale sei tenuto l'annunziatore, che egli ciò che proclama, insegna ciò che hai appreso da fede, vivi ciò che insegni. La pace sia con te. E quanto è scritto. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei tenuto l'annunziatore, credi sempre in ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso da fede, vivi ciò che insegni. La pace sia con te. Quanto è scritto. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei tenuto l'annunziatore, credi sempre in ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso da fede, vivi ciò che insegni. La pace sia con te. Quando il tuo spirito. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei tenuto l'annunziatore, credi sempre in ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso da fede, vivi ciò che insegni. La pace sia con te. E quanto è scritto.
che con la tua fedeltà alla parola di Dio hai collaborato in modo esiguo all'opera della redenzione, rendi virtuoso il tuo ministero cristiano, insegnandoti ad ascoltare e ad acquistare con fede la parola, maestra di carità, che con la tua piena disponibilità alla chiamata di Dio hai cooperato alla visita della Chiesa, insegnati ad essere buono nel servizio del popolo di Dio, maestra di preghiera, che con la tua materna intercessione hai sorretto e aiutato la Chiesa in sé. Rendimi attento alle necessità dei fedeli ed insegnami a scoprire il valore della preghiera. Maestra di umiltà, che per la tua profonda consapevolezza di essere la serva del Signore sei stata formata dallo Spirito Santo, rendimi strumento della redenzione ed insegnami la grandezza di farmi piccolo, maestra del servizio nascosto, e con la tua vita normale e ordinaria, piena di amore, hai saputo sterminare in maniera esemplare il piano sacrificio di Dio. Rendi in me e tutti ti amano, servi buoni e fedeli, insegnaci la gioia di servire nella Chiesa con ardente amore. Amen. Sua Eccellenza Monsignore Lorenzo Lorenzi, Vescovo di Terra di Patria, Don Emilio, suo segretario, Reverendissimi Padri, fratelli Max e Carmen, membri della Curia Generalis dei Padri Trinitari, Fra Giancarlo, Ministro Provinciale della nostra provincia, Signori del Buon Rimedio e del Madagascar, e Fra Giuseppe, Ministro e Parroco di questa parrocchia. Voi, reverendissimi padri, sacerdoti qui presenti, voi, religiosi e religiose insieme, a voi carissimi fedeli. In nome di tutti noi ordinati, vi esprimo le nostre gratitudini per la vostra presenza in questo giorno così importante e solenne della nostra vita, ringraziando innanzitutto la Santissima Trinità, sorgente di ogni dono. Una particolare gratitudine per la nostra provincia, Nostra Signora del Buon Rimedio, oppure del Madagascar, rappresentata di Fra Giancarlo, di accordarci questa opportunità. Ringraziamo la comunità parrocchiale Madonna della Salute guidata dal parroco Fra Giuseppe per l'accoglienza e l'organizzazione di questo evento. Senza dimenticare il coro che ha curato e animato la liturgia insieme alla comunità comune di Victoire Soldani di Roma, che sono venuti numerosi. Grazie. Ringraziamo lo stesso la famiglia trinitaria e voi tutti qui presenti. La vostra presenza è la nostra forza. Al fine mi rivolgo a lei, Sua Eccellenza, il ringraziamento di aver accettato le nostre domande, di ricevere l'ordinazione diaconale nelle vostre mani in questo diocesi. Lei promettiamo la preghiera. Al termine di questa celebrazione siete tutti invitati a condividere con noi la gioia durante l'agape fraterna nel salone della parrocchia. Che la nostra Madonna della Salute ci protegga tutti. Grazie mille di cuore. Bene, non ci stancheremo di ringraziare l'eternità perché senza la sua grazia questo giorno non poteva nemmeno esistere e ha fatto sì che
nostri sogni siano una realtà oggi. E ringraziamo l'Eccellenza Monsignor Leonzi Lorenzo, Vescovo di Teramo e altri, per la collaborazione con l'Ordine e anche di aver accettato che si faccia qui questa ordinazione dei 5 diaconi e per la sua presenza paterna accompagnata da Padre Don Emilio, suo segretario e anche cerimoniale maggiore della diocesi. E ringrazio tutta la grande famiglia trinitaria che qui è presentata anzitutto dai 2 membri del Consiglio Generale, Padre Max, che è anche membro della nostra provincia, e Padre Carmen, segretario generale, e tutti i confratelli dell'Italia qui presenti, il ministro della comunità qui a Teramo e anche a Isernia, le suore rappresentate dalle suore trinitarie di Roma e trinitarie di Valence, tutti i preti qui venuti numerosi, alcuni della diocesi, altri dalle altre congregazioni religiose, e molti sono dei nostri. Grazie per la vostra presenza, grazie per aver onorato con la vostra partecipazione questo giorno così importante per la vita dei nostri fratelli, ma anche per la vita dell'ordine intero. Ringraziamo anche la comunità parrocchiale di Teramo, guidata dal parroco della comunità dei frati che sta qui, il coro che ha fatto il miracolo in questo momento di vacanza e con il caldo che c'è, siete venuti a terminare con cuore questa cerimonia, così anche tutti voi potevate stare al mare in questo momento e pure siete venuti con cuore, per cui grazie di cuore. E ringraziamo anche loro, i nostri ministri straordinari Nino e Maurizio, che sono venuti con amore a servire, e la comunità malgasia d'Italia, fondamentalmente di Roma, guidata da Padre Pascal, gesuita, che è il cappellano loro a Roma in questo momento. Tutti voi presenti e tutti coloro che hanno anche sostenuto in questi nostri fratelli, anche se non potevano venire fisicamente, ma ci stanno sostenendo con la loro preghiera, e tutti coloro che hanno anche aiutato, contribuito materialmente per il rinfresco a cui siamo tutti invitati, come l'ha già detto Fra Martina un attimo fa. Il Signore vi dia al centro tutto quello che avete donato generosamente. Ovviamente questo giorno non poteva esserci senza il dono generoso dei genitori di questi frati, anche se non ci stanno, sicuramente stanno insieme con la preghiera. Ringraziamo di vero cuore e tutti coloro che hanno partecipato alla loro formazione, dall'ingresso all'appuntamento fino alla formazione che li ha preparati direttamente alla professione solenne e al diaconato San Carlino, con il ministro della comunità, il Padre Mancia, che è stato il loro maestro. E per fine vi ringraziamo loro di aver detto che sia il Signore che dentro noi, benvenuto nel club, e che il vostro ministero sia fruttuoso. Per concludere, per me è una gioia anche dirvi dove vanno a servire, quindi ognuno viene qua quando viene chiamato, così sappiamo dove vanno a amministrare, a vivere il loro servizio diaconale. Fra Reni, sembra più piccolo ma è più grande del gruppo, lui va a Roma, va a vivere alla cura generalizia e va a studiare l'islamologia, che fa parte dell'essere stesso dell'ordine di dialogo interreligioso. E grazie Jean-Pierre Nicolas va a Coroccovi, quindi uno di coloro che rimarranno in diocesi congregata alla diocesi
Mantina dalla comunità di Carminone, che è sempre della diocesi di Isernia.